Ritorna ai biancazzurro il centrocampista Filippo Caternicchia, classe 99, riberese puro sangue. In passato è stato nelle giovanili Acragantina ai tempi della Lega Pro, debuttando tra i professionisti con la maglia biancazzurra. In stagione era in rosa con il Licata in D ed oggi pomeriggio ha firmato la lista che lo lega all'Acragas. Proviene da un'esperienza di 7 gare giocate in giallo-blu ed in passato ha vestito la maglia del Latina. Caterdicchia rientra nella rosa degli Hunter. Nel campionato di prima categoria Girone G si è giocata l'11ª giornata di andata e che vede in vetta alla classifica l'Atletico Gorgonia di Delia, etallonata a 5 punti dall'Atletico Favara e da 7 dal Raffadale. Si tratta di un torneo molto livellato, dove nel breve giro di 3 punti ci sono ben 5 squadre che si trovano un tiro di schioppo dallo stesso Atletico Favara. Torna a vincere il Gemini in casa con Nicosia, mentre la Libertas Serracalmuto soccombe sul campo del capolista Atletico Gorgonia con il risultato di 4-0. Perde tra le mura amiche a Ravanusa 1-3 con il Masterpo e vince l'Atletico Favara con il minimo scarto 1-0 con il Caltanissetta. Nel torneo di seconda categoria, buon pari esterno della Raclea Minoa sul campo della Forte Sommatinese per 0-0. Ciò consente di rimanere in vetta alla classifica pur se in condominio con il Don Bosco Mussomeli, con quest'ultimo che ha superato con affanno l'Atletico Licata per 2-1. Attenzione però perché il Don Bosco Mussomeli è una gara in meno giocata e in caso di vittoria balzerebbe da solo in cima alla graduatoria. Si attarda invece l'Atletico Licata che rimane a 3 punti dalla cima, mentre il Gela si è vista sospendere la partita che lo vedeva in campo avverso con il Vallelunga. In settimana si attende il responso disciplinare del giudice sportivo. Per quanto riguarda le agrigentine, hanno vinto l'Alessandria della Rocca per 4-0 con il Marianopoli, l'Atletico Montallegro con il Muxar per 3-1 in un derby molto combattuto che ha messo in evidenza l'attaccante locale Dominic Piruzza.